Non finisce di riservare sorprese la vicenda sulla morte dell'agente 28enne di polizia penitenziaria Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissi, il cui corpo fu rinvenuto nel novembre 2016 in un ascensore dell'ospedale di Venezia con un proiettile che le aveva trapassato la testa. Nel 2019 la procura chiese l'archiviazione dell'inchiesta, sostenendo che si trattasse di suicidio, ma lo scorso gennaio una detenuta del carcere della Giudecca rivelò alcuni episodi che indicavano una collega di Sissi come possibile responsabile dell'uccisione, su mandato di alti vertici del carcere. Questo perché Sissi sarebbe stata considerata una presenza scomoda alla luce delle ripetute segnalazioni presentate ai superiori su possibili giri di droga nelle celle e rapporti sentimentali e sessuali tra detenute e agenti di custodia. Da allora il PM ha eseguito una serie di accertamenti senza trovarli e la detenuta è finita sotto accusa per calunnia. La donna è già stata interrogata alla presenza del suo difensore, spiegando di aver semplicemente riferito fatti a sua conoscenza. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio. La detenuta ha sempre sostenuto di aver ricevuto confidenze da Sissi, ma anche da altri agenti. In un'occasione ascoltò la guardia da lei indicata come la possibile assassina dire a una collega: "A Sissi ci penso io". Successivamente l'agente Sissi rientrò alla Giudecca con alcuni lividi e le raccontò di essere stata picchiata proprio da quella collega e da una sua amica. Il 1° novembre del 2016 quella stessa guardia sarebbe rientrata in carcere sconvolta. E in una successiva occasione si sarebbe messa in ginocchio di fronte alla detenuta implorandola di non raccontare nulla di quanto sapeva. Intanto il prossimo 23 luglio si svolgerà l'udienza relativa alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte dell'agente. I genitori della ragazza si oppongono e insistono per altre indagini. A loro avviso nell'ascensore con la figlia c'era un'altra persona e sarebbe stata proprio lei ad ucciderla.